A Bovo Marina è in corso un'indagine per un parcheggio su un'area non ben definita. Quest'anno si torna a posteggiare su un'area sequestrata. Fuochi d'artificio a San Leone sono pericolosi per le persone e nocivi agli animali. Torna l'apertura serale del parco, si possono visitare i templi fino alle 23 e alle 24 nei festivi e prefestivi. L'allenatore della Fortitudo Cagnardi rescinde il suo contratto con i biancazzurri. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Posteggio privato di Bovo Marina o area demaniale di una delle due, l'altra. Lo scorso anno l'area veniva sequestrata e quest'anno è consentito il posteggio a pagamento. C'è il servizio. I fratelli Manzone, Leonardo, Antonio e Giuseppe presentano un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento e in particolare al PM Giulio Andreoli per rappresentare una situazione paradossale. Denunciano l'istituzione di un parcheggio a pagamento in località Bovo Marina, frazione balneare di Montallegro. Si tratta di un'area sequestrata preventivamente d'urgenza lo scorso anno a seguito di un'indagine penale avviata dalla stessa Procura. L'inchiesta contesta l'occupazione abusiva di terreno appartenente al demanio e riguarda i fratelli Manzone ed altri 9 indagati. I Manzone hanno più volte rappresentato in loro difesa di essere, almeno fino a prova contraria, proprietari di una porzione di quell'area, che per la Procura è invece demaniale e non doveva essere utilizzata come posteggio. Ma ciò che veniva contestato lo scorso anno ai fratelli Manzone viene invece reso possibile con un'ordinanza del sindaco di Montallegro ad un altro parcheggio privato a pagamento, in uno dei terreni dei proprietari indagati per non essere proprietari. Insomma, indagati come Manzone per occupazione abusiva di demanio pubblico, almeno secondo quanto dichiarato dal comandante della Polizia Municipale di Montallegro che ha condotto le indagini. In un caso dunque prevale una verità, nell'altro l'opposto. I fratelli Manzone, nel documento inviato in procura, concludono con l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. O almeno così recita l'articolo. Divieto di dimora per il sindaco di Erice, accusata di aver spinto per autorizzare l'apertura del parcheggio del fratello consigliere comunale di Trapani. L'inchiesta ha portato alle dimissioni di 3 assessori. C'è il servizio. Vicende giudiziarie che hanno interessato la politica ericina, sempre prodiga di nuove notizie. Si è parlato dell'obbligo di dimora inferto al sindaco e si parla della prefettura che ha applicato la legge Severino, con la quale si è arrivata alla sospensione della sindaca di Erice Daniela Toscano, e la stessa è stata applicata anche per il fratello della prima cittadina. Quindi, a causa di questo provvedimento, le funzioni da sindaco saranno svolte dal vice e in riferimento al consigliere comunale subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Le accuse abuso, calunnia, traffico illecito di influenze, diffamazione in concorso all'attuale sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, per le dichiarazioni durante una conferenza stampa in riferimento all'imprenditore Riccardo Aiano, cioè colui che con la sua denuncia ha parlato dei presunti illeciti commessi dalla sindaca Toscano, a proposito del rilascio della concessione in favore dell'imprenditore Giovanni Savi, oggetto dei presunti illeciti l'utilizzo di un'area privata da adibire a parcheggio, a servizio della zona balneare di San Giuliano. Sulla vicenda ericina, il sindaco di Trapani Tranchida, attraverso una nota, tra le altre cose ha affermato: affido alla coscienza e all'etica politica degli interessati la forza per chiarire e fugare ogni qualsivoglia dubbio che genera stupore politico e preoccupazione sociale. Infine, notizie di poche ore fa, come apprendiamo dalle cronache e che per ora non trova nessun riscontro ufficiale, che la Toscano abbia palesato la sua intenzione di dimettersi dalla carica, come anche sembrava chiedere un comunicato del Partito Democratico a firma del segretario provinciale Domenico Venuti, dalla presidente dell'Assemblea provinciale Valentina Villabuona e dalla segretaria del Circolo di Erice Mariella Barraco. Nel particolare, Venuti ravvisava che le notizie che arrivano da Erice appesantiscono ulteriormente un quadro che si presenta preoccupante già da diverse settimane. Al di là dei risvolti giudiziari dell'ultima vicenda, la pesantezza delle misure imposte oggi dall'autorità giudiziaria alla sindaca Daniela Toscano pone un serio dubbio sulla possibilità di prosecuzione di una serena attività amministrativa per la città. In sintesi, una vicenda che sta infuocando la politica ericina, che comunque è in buona compagnia se si guarda a quello che succede nel Trapanese, in particolare a Paceco e a Castellammare del Golfo.
Una donna è morta e altre 3 persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni in un incidente stradale verificatosi sull'autostrada Palermo-Catania tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. La donna, 54 anni, di Catania, è morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto in un primo tempo tra la Lancia Y e una Renault Megane. Dopo l'impatto con un'altra auto, la Lancia Y avrebbe invaso la carreggiata opposta, schiantandosi prima contro un muro e successivamente contro un tir che proveniva dalla parte opposta. Lo schianto è stato terribile. 2 persone a bordo della Renault sono state trasportate al Sant'Elia, mentre il figlio della donna, un ragazzo di 34 anni, è stato trasferito all'ospedale di Enna. Operazione Cerbero a Santa Caterina in provincia di Caltanissetta, arrestati sindaco, vice sindaco e assessore, misure per altri 13, in particolare il primo cittadino, con la compiacenza di alcuni dipendenti del comune, è riuscito negli anni a dirottare lavori pubblici per più di 7 milioni di euro. I dettagli nel servizio. Un'associazione per delinquere che negli anni avrebbe gestito appalti sotto soglia per circa 7 milioni e mezzo di euro con affidamento diretto a imprenditori compiacenti è l'accusa contestata al sindaco di Santa Caterina Villarmosa, Antonino Fiaccato, al suo vice Angelo Macaluso e a un assessore della sua giunta, Giuseppe Di Natale. I 3 sono stati posti agli arresti domiciliari da Carabinieri e Guardia di Finanza in esecuzione di una ordinanza cautelare del GIP di Caltanissetta su richiesta della locale procura nei confronti di 16 indagati. Per Calogero Rizze, indicato come interfaccia tra la politica e gli imprenditori, è stato disposto l'obbligo di dimora. 3 funzionari pubblici sono stati sospesi dal servizio, per 4 imprenditori invece è stato applicato il divieto di esercitare la loro attività. Per altri 3 imprenditori è stato disposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e per 2 liberi professionisti la sospensione dall'esercizio della professione. L'operazione è stata denominata Cerbero. Le indagini, dirette dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Caltanissetta, hanno tratto origine dall'operazione Pandora, che aveva avuto ad oggetto, oltre che infiltrazioni mafiose nel comune di San Cataldo, anche ipotesi corruttive a carico di pubblici funzionari in concorso con imprenditori locali. Proprio l'esame della documentazione sottoposta a sequestro nei confronti di un imprenditore coinvolto in questa indagine ha costituito l'incipit delle attività investigative che hanno portato questa mattina all'esecuzione delle 16 misure cautelari. Le complesse attività di indagine hanno già portato a una serie di perquisizioni che nel 2019 avevano interessato gli uffici comunali e le abitazioni dei soggetti coinvolti. L'analisi della documentazione acquisita in quella sede e le ulteriori investigazioni che si sono rese necessarie anche con l'espletamento di attività tecniche hanno consentito di svelare una serie di intrecci affaristici illeciti tra professionisti, imprese ed amministratori del comune di Santa Caterina Villarmosa. A luna di questa notte i carabinieri sono intervenuti a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Alcune telefonate giunte al 112 avevano segnalato una rissa all'ex eliporto. I militari giunti sul posto hanno constatato la presenza di un gruppo di giovani in evidente stato di agitazione. Placati gli animi e riportata la calma, è stato appurato che c'erano 2 feriti. È stata fatta intervenire un'ambulanza che ha portato i 2 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. I 2 sono stati medicati e sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. La prognosi per far guarire contusioni ed escoriazioni è stata di 10 giorni. La zuffa è scaturita, secondo gli accertamenti resi noti dai carabinieri, proprio fra un agrigentino e un gambiano, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Per futili motivi 2 che sono stati denunciati per rissa si sarebbero aggrediti a vicenda. 2 arresti per tentato omicidio. Volevano punire lo sgarro di un minorenne. Contestata l'aggravante del metodo mafioso, i fatti si sono verificati a Messina. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 2 43enni messinesi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili in concorso tra loro di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, nonché di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo. Il provvedimento restrittivo si basa sulle risultanze investigative acquisite dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Messina Centro a seguito del tentato omicidio di un 26enne verificatosi la sera del 21 settembre 2019.
La vittima si trovava seduta nel cortile di pertinenza dell'abitazione del cognato, sita nel rione messinese di Visconte a Messina, ove all'epoca era ristretto il regime di detenzione domiciliare quando subì un attentato ad opera di 2 uomini che, giunti sul posto a bordo di un motociclo, gli esplosero contro 7 colpi di pistola calibro 7,65 attraverso il cancello d'ingresso della casa, ferendolo all'inguine. A seguito della ferita riportata, il 26enne fu trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico. Nonostante la reticenza della vittima, indagata per favoreggiamento personale, le indagini dei carabinieri hanno consentito di fare luce sul grave episodio delittuoso, individuandone il mandante, nonché uno degli esecutori materiali. Sulla base di quanto accertato, l'azione di fuoco fu una ritorsione per punire tempestivamente il comportamento irrispettoso che poche ore prima il nipote della vittima, un ragazzo sedicenne, aveva avuto nei confronti di uno degli arrestati nel corso di un animato litigio per futili motivi, verificatosi nella pubblica via nel rione di Mangialupi. Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. No ai fuochi d'artificio pericolosi per gli uomini e dannosi per gli animali. Eugenio Cairone. Chissà quale avvenimento o ricorrenza è stato festeggiato in piena notte al Lido Agrigentino di San Leone con i fuochi d'artificio. Erano quasi le 2 della notte scorsa quando San Leone è stata svegliata da un lungo sparo di fuochi d'artificio che dovrebbero essere soggetti a regolamento, e forse lo sono. I botti erano stati autorizzati? Ricordiamo che sono scattate delle denunce per la processione di domenica ad Agrigento, realizzata in barba alle disposizioni. Ma tornando all'episodio della notte scorsa, diciamo che a subire dei forti traumi, come al solito, sono stati gli animali, a cominciare dai cani che andrebbero meglio tutelati. Il comune di Agrigento potrebbe a questo punto emettere una ordinanza per vietare i botti, così come è stato fatto in tante città d'Italia, proprio per evitare disturbo e soprattutto danno proprio agli animali. Ci sarà una risposta seria al problema anche da parte delle forze dell'ordine? Staremo a vedere, o continueremo a registrare attacchi alla legalità nell'assurda estate sanleonina. Il centro Ellen Keller, la scuola per cani guida dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ha deciso di tenere quest'anno la cerimonia di consegna dei cani guida e dei bastoni bianchi a Catania nella splendida cornice dell'Istituto Ardizzone Gioeni. La manifestazione si svolgerà lunedì prossimo 13 luglio alle 16:30 nel cortile dell'istituto e sarà preceduta da un importante momento di sensibilizzazione sulle problematiche della vita quotidiana dei non vedenti. 2 grandissimi ospiti, ha annunciato il presidente dell'associazione, Linda Legname, affronteranno, bendati, un percorso al buio con un cane guida e poi ci racconteranno la loro esperienza. Anche l'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Antonio Scavone presenzierà la manifestazione accanto al presidente nazionale dell'UIC Mario Barbuto e alle altre autorità, in testa il sindaco Salvo Pogliese. Il centro Ellen Keller per l'addestramento dei cani guida è stato istituito dalla regione siciliana a Messina nel 2001 e gestito dall'UIC, è polo nazionale per l'autonomia e le pari opportunità delle persone non vedenti e ipovedenti che hanno potuto ricevere gratuitamente cani guida, bastoni bianchi e altri ausili e strumenti per l'autonomia personale. La scuola cani guida costituisce però soltanto il vertice di un sistema integrato di servizi finalizzati all'autonomia e alla riabilitazione sociale dei non vedenti e ipovedenti di ogni età. Helen Keller, scrittrice sordo-cieca, notissima negli USA e nel mondo, morì nel 1968 a 87 anni.
Quest'anno il Centro Ellen Keller, la scuola cani guida dell'Unione Italiana Ciechi, ha deciso di consegnare, di fare la cerimonia di consegna dei propri cani guida e dei bastoni bianchi a Catania all'interno della splendida cornice dell'Istituto dei Ciechi Ardizioni Geni. Perché l'istituto? Perché è il simbolo dell'autonomia e della libertà di tutti i ciechi. All'interno della cerimonia una splendida sorpresa: 2 graditissimi ospiti si presteranno volontariamente a fare un percorso al buio, ma per questo aspetteremo giorno 13, così sentiremo dalla loro viva voce cosa hanno provato. Ovviamente perché l'abbiamo chiesto? Perché tendiamo sempre a sensibilizzare le persone al cane guida e anche al bastone bianco, perché sono 2 importantissimi ausili per l'autonomia delle persone non vedenti. Sul litorale di San Leone, frazione balneare di Agrigento, fa brutta mostra di sé il relitto di un chiosco non più in funzione, sequestrato. Tramite un video che documenta lo stato attuale in cui versa la struttura, interviene l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento. Il coordinatore Claudio Lombardo afferma: nella principale spiaggia di San Leone c'è il relitto abbandonato di un vecchio chiosco. Tutto ciò, oltre a essere una bruttura, rappresenta un pericolo costante per i bagnanti che affollano la spiaggia. Negli scorsi mesi, dopo tante richieste da parte di Mare Amico, la Capitaneria, il Comune e il Demanio avevano fatto un sopralluogo, ma poi tutto è rimasto come prima. E poi, conclude Mare Amico, ci lamentiamo che il turismo ad Agrigento non decolla. Lo scorso 15 giugno l'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per l'erogazione dei contributi a fondo perduto destinato alle aziende entrate in crisi a causa del coronavirus. A distanza di qualche settimana arrivano i primi numeri ufficiali della misura. Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio consiste nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione, non un prestito quindi. Spetta ai titolari di partita IVA che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Lello Casesa. Sono quasi 80.000 le richieste di accesso al contributo al fondo perduto presentate dai contribuenti della Sicilia a 20 giorni dall'apertura della misura finanziaria. Il contributo a fondo perduto è una misura del decreto rilancio a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. Di queste 80.000, 60 sono già state evase le somme già accreditate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani per un totale di 157 milioni di euro già erogati. L'Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa per fotografare il dato complessivo. Sono stati 78.000 i soggetti che hanno presentato domanda. Quasi 50.000 sono persone fisiche, mentre il resto, circa 28.000, sono partite IVA, imprese ed altro. La maggior parte delle istanze presentate fanno capo alla provincia di Catania con quasi 19.000 richieste. Seguono le province di Palermo, Messina, Trapani e Ragusa e poi ancora Agrigento tra le altre. I contribuenti interessati sono ancora in tempo per richiedere il contributo. La domanda infatti può essere presentata fino al 13 agosto. 24 agosto è la data per gli eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto. Promessa mantenuta dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, dove finalmente si scrive la parola fine sull'annosa questione del precariato del personale contrattista in servizio. Risale appena allo scorso 1 maggio, data dal forte significato simbolico, l'annuncio dell'adozione dei provvedimenti necessari alla stabilizzazione dei lavoratori da parte della direzione strategica. Arriva adesso, a poco più di 2 mesi, la conferma del completamento dell'intero iter procedurale. Il direttore generale Alessandro Mazzara e il direttore sanitario Gaetano Mancuso hanno approvato i verbali di selezione, dichiarando vincitori tutti i dipendenti che avevano prodotto istanza attraverso un bando recentemente pubblicato sul sito web aziendale. Si tratta di oltre 100 lavoratori che da oggi potranno guardare al futuro con maggiori certezze, uscendo da un impasse, quella del lavoro precario durata troppo a lungo. Divieto di dimora a Canicattì nell'Agrigentino per un uomo che nei giorni scorsi ha minacciato l'ex convivente tentando di portare via il figlioletto. Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione della donna dopo una richiesta di aiuto al 112 e la ragazza ha raccontato che l'ex compagno, che non si era ancora rassegnato alla separazione, era arrivato a casa con l'intento di portare via il piccolo. Al suo rifiuto è andato su tutte le furie, minacciandola di morte e
prendendo a calci il portone d'ingresso dell'abitazione. Grazie all'intervento di una familiare della donna che aveva assistito alla scena, si era poi allontanato. Immediate sono scattate le indagini che hanno permesso di accertare come l'uomo, a carico del quale figurano numerosi precedenti, era stato già raggiunto dal divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai suoi prossimi congiunti, con divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la donna. Per lui è scattata la denuncia per minacce e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'autorità giudiziaria ha disposto il divieto di dimora nel territorio di Canicattì in aggiunta ai precedenti divieti. Il rientro in classe, niente mascherine al banco ed esami sierologici al personale scolastico e anche ad un campione di studenti sono le ultime novità sul rientro a scuola. Il servizio di Lello Casesa. Il Ministero della Pubblica Istruzione si prepara alla organizzazione delle scuole nel Paese, soprattutto ai test sierologici del personale e all'acquisto di mascherine. Saranno almeno 2 milioni di test sierologici da acquistare e somministrare entro il 10 agosto perché le scuole possano riaprire in sicurezza a settembre. E poi un 50% dei banchi da comprare, un fabbisogno quotidiano di 10 milioni di mascherine. Sono questi i punti principali della strategia per riaprire le scuole e battere il coronavirus, che ha elencato il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, che fa presente come siano ancora troppo pochi i cittadini che hanno scaricato le app Immuni per il tracciamento del virus e dei contagi. Arcuri ha predisposto gli atti per la gara di procedura semplificata e di massima urgenza per l'acquisto e la distribuzione di 2 milioni di kit sierologici destinati al personale docente e non docente delle scuole italiane per essere somministrati entro agosto a tutto il personale prima dell'inizio della scuola. Arcuri sta pensando a come ci si dovrà organizzare in sicurezza perché le lezioni avvengano in classe e non più solo online a distanza. Stiamo infatti pensando a comprare il 40-50% del totale dei banchi, anche se non ci sono ad oggi dati precisi sugli spazi in più che serviranno per le scuole. Non si ha quindi ancora un'idea precisa di quante aule serviranno al momento della riapertura delle scuole. Per far ripartire le lezioni in classe, oltre ad aule a sufficienza e banchi, conclude Arcuri, serviranno 10 milioni di mascherine al giorno distribuite gratuitamente al personale docente e non docente e agli studenti. Il Ministero per l'Istruzione, a fronte dell'emergenza Covid, ha stanziato 1 milione di euro destinato alla provincia di Agrigento per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche di proprietà e gestite dall'ente. La somma di 1 milione di euro è stata assegnata sulla base del numero degli alunni per ogni provincia che frequentano il prossimo anno scolastico. La provincia di Agrigento, tramite il settore edilizia scolastica, gestisce 46 istituti superiori con una popolazione di oltre 21.000 alunni. La provincia provvederà, appena assegnate le somme, ad acquistare una fornitura di banchi singoli per garantire il distanziamento all'interno delle aule scolastiche degli istituti superiori della provincia di Agrigento. Lutto per il nostro direttore Arturo Cantella, si è spenta all'età di 74 anni la zia Giusida, residente a Reggio Calabria, dove domani si terranno i funerali. Al direttore e ai suoi familiari le condoglianze dell'editore e della redazione di TVA. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. E la provincia di Agrigento destina altri 560.000 euro per la manutenzione ordinaria e il pronto intervento sulla viabilità provinciale. C'è il servizio. Il Ministero per l'Istruzione, dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19, ha stanziato 1 milione di euro destinato al libero consorzio comunale per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche di proprietà o gestite dall'ex provincia. La notizia dell'assegnazione delle somme è stata pubblicata sul portale del Ministero dell'Istruzione. La finalità del Ministero è quella di realizzare piccoli interventi di adattamento o adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica. L'avviso per gli interventi di adeguamento e di adattamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria era stato pubblicato lo scorso 24 giugno. La somma di 1 milione di euro è stata assegnata sulla base del numero degli alunni per ogni provincia che frequenteranno il prossimo anno scolastico. Il libero consorzio, amministrato dal commissario straordinario Girolamo Alberto Di Pisa, tramite il settore edilizia scolastica, gestisce 46 istituti scolastici superiori
con una popolazione di oltre 21.000 alunni. Inoltre il Libero Consorzio ha individuato 2 programmi di intervento per utilizzare le risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria di strade e scuole. Gli interventi riguardano i lavori di manutenzione straordinaria per la sede dell'Istituto Luigi Pirandello di Bivona e un accordo quadro di manutenzione straordinaria per migliorare la viabilità provinciale. Nelle scorse settimane al Consorzio sono stati assegnati complessivamente 2 milioni di euro, di cui 976.000 per le scuole e 1.030.000 euro per le infrastrutture stradali per il 2020. Il programma per l'anno in corso, per accedere ai finanziamenti, è stato inviato al Dipartimento delle Autonomie Locali. Queste somme sono da considerare autorizzate in assenza di osservazioni entro 30 giorni dalla loro ricezione da parte della Regione. Maggiori investimenti per la manutenzione straordinaria di strade e scuole sono previsti per i prossimi 5 anni. Le somme destinate ai liberi consorzi e città metropolitane aumenteranno infatti a 100 milioni di euro per ogni anno fino al 2025. Infine, il libero consorzio destinerà altri 560.000 euro per la manutenzione ordinaria e il pronto intervento sulla viabilità provinciale. Il termine per la presentazione delle offerte relative al nuovo appalto sulla viabilità provinciale per il 2020 scadrà il 28 settembre entro mezzogiorno. È stato siglato a Messina il protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici fra la città metropolitana e la Guardia di Finanza. Il documento definisce la reciproca collaborazione per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connessi alle procedure in materia di appalti. Il protocollo, che avrà una durata di 24 mesi, intende intercettare possibili violazioni in tema di spesa pubblica e buon andamento della pubblica amministrazione. Il contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione piuttosto che il controllo sulla regolarità degli appalti costituiscono una priorità della Guardia di Finanza in generale, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina in particolare. Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa odierna abbiamo deciso, unitamente alla città metropolitana, di aprire un fronte di comunicazione costante e continuo di dati rispetto alle varie opere pubbliche che saranno appaltati di qui ai prossimi 24 mesi per consentirci di monitorare non soltanto la fase di aggiudicazione degli appalti ma soprattutto l'altrettanto importante fase della realizzazione delle opere. Purtroppo la cronaca giudiziaria ci ha abituato a una pluralità di forme di illecito che intervengono non soltanto nella fase di aggiudicazione ma anche poi nella fase, come dicevo, della realizzazione, quindi in termini di frodi nelle pubbliche forniture piuttosto che nella realizzazione delle opere con materiali difformi, ovvero ancora, altro tema assolutamente rilevante, nell'utilizzo di manodopera in nero. Orbene, queste cose, come è evidente, sono tutti temi di assoluta rilevanza della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria e quindi per noi è importante oggi aver stipulato questo protocollo d'intesa. Daremo la possibilità alla Guardia di Finanza di organizzarsi preventivamente, soprattutto nella fase che non è quella repressiva tipica dell'attività giudiziaria e investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, ma andremo alla prevenzione perché condivideremo tutti i dati degli interventi che abbiamo già messo a sistema e che sono oltre 300 interventi per oltre 800 milioni di euro. Questo lo vogliamo fare non solo per quella che può essere una valutazione preventiva e quindi evita poi anche l'interruzione della realizzazione degli interventi, ma pure per poter formare il personale della città di metropolitana oggi, e noi lo estenderemo anche a Palazzo Zanca, formarlo in funzione di quelli che possono essere elementi più specialistici e che naturalmente sfuggono a quella che è la normale, ordinaria attività quotidiana dei pubblici funzionari, e questo naturalmente ci mette nelle condizioni di poter individuare al meglio e condividere prima che certi fenomeni corruttivi si concretizzino e diventino poi anche patologici con danni irreversibili per la pubblica amministrazione. La Valle dei Templi riapre al pubblico anche di sera da domani. Sabato 11 luglio chiuderà alle 22 con uscita entro le 23 e nei festivi e prefestivi fino alle 23 con uscita entro le ore 24. Vediamo.
La Valle dei Templi sarà aperta di notte con un percorso dedicato alla mitologia e alla storia di Agrigento. Tutta la bellezza dei resti archeologici, delle colonne doriche e dei maestosi templi, svelata dal bagliore della luna. Da domani, infatti, il parco archeologico prolungherà gli orari di visita. Nei giorni feriali dalle 8:30 alle 14, dalle 16 alle 22, uscita entro le 23. Nei festivi e prefestivi dalle 8:30 alle 14, dalle 16 alle 23, uscita entro mezzanotte. E in concomitanza con il prolungamento dell'orario di visite, domani si parte anche con il primo di una serie di eventi live ai piedi del Tempio di Giunone. In programma il concerto del cantante Mario Venuti, che ha infatti scelto una dimensione acustica portatore sano di un pop sempre colto e raffinato. Il concerto, che inizierà alle 21 in regola con tutte le norme anti-Covid, sarà aperto a soli 250 spettatori. Nudo con la mia musica, il viaggio attraverso la carriera e i successi del cantautore siracusano ma catanese d'adozione, dagli inizi con i De Novo all'amicizia con Carmen Consoli e Caballà, la scorribanda nel musical con Jesus Christ, fino agli ultimi album, sempre grandi successi. Un'emozione grande, dice lo stesso artista, quello di tornare a suonare dopo una lunga pausa imposta dalla pandemia, e sotto il Tempio di Giunone sarà un momento da non dimenticare facilmente. Solo sul palco, vestito solo della mia musica, proporrò le mie canzoni alla chitarra o al pianoforte nella veste semplice con cui sono nate, ma sono sicuro che l'impatto emotivo sarà ancora più potente. Da oggi e fino al 31 luglio, con inizio alle 11, si potrà ammirare invece la mostra Costruire i templi della Via Sacra, passeggiata con visita alla scoperta dell'antichità e della colonia greca di Akragas e i mutamenti subiti nei secoli. La visita, che si snoda tra il Tempio di Giunone e il Tempio della Concordia, è scandita dalla presenza di alcune installazioni. Siamo capofila di un partenariato molto ampio che vede protagonisti gli studenti della mia scuola insieme ad altre 2 scuole, una bulgara e una lituana. Abbiamo 3 partner d'eccezione che poi rappresentano il comitato scientifico di questo progetto di ricercazione, l'Università di Palermo con il Dipartimento di Semiotica e 2 dipartimenti di semiotica dell'Università di Kaunas e di Sofia. I ragazzi hanno contribuito in realtà a testare il manuale, che è stato già utilizzato su 2 classi campione, e l'obiettivo è quello di un lavoro di ricerca che punti soprattutto sugli aspetti culturali che ruotano intorno al cibo e proprio gli aspetti della comunicazione, perché oggi si fa tanta comunicazione intorno al mondo della gastronomia, si frigge tanto, ma dobbiamo lavorare moltissimo invece sugli aspetti legati alla storia, alla cultura, agli aspetti etnoantropologici e della narrazione del cibo. Abbiamo impiegato 3 anni per scrivere questo manuale di cultura e comunicazione del gusto. Qual era lo scopo? Abbastanza semplice. Da un lato abbiamo una società, soprattutto mediatica, che si interessa sempre di più alla cucina, al cibo, alla buona tavola, all'enogastronomia. Dall'altro lato invece le scuole, ahimè anche quelle alberghiere, non vanno dietro questa tendenza che può avere delle cose negative ma ne ha tantissime di positive, e quindi l'idea appunto è non tanto scrivere un manuale, ma come dire, un modello di manuale che poi i singoli paesi, le singole scuole, le singole case editrici adatteranno alle loro esigenze. È per le scuole, quindi è per i ragazzi, 15, 16, 17 anni, quindi abbiamo fatto uno sforzo enorme per scriverlo con uno stile tipico dei libri di scuola, diciamo così, ma la cosa interessante è che l'esperimento l'abbiamo fatto insieme alle scuole, cioè tutte le cose che abbiamo scritto sono state testate in aula con i ragazzi e i docenti, e ci sono tornati i loro feedback e abbiamo adattato i loro feedback al libro stesso. Oggi si parla di cibo, di gastronomia, di enogastronomia e di territori. La Sicilia è tutto questo. Noi in questi giorni, in queste settimane, abbiamo raccolto un indirizzo politico del governo regionale sul tema Sicilia sicura, cibo, territorio e turismo come chiave di svolta per contrastare la pandemia. Stiamo lavorando per questo e i GAL sono lo strumento importante per realizzare anche questo. Abbiamo un dovere importante come istituzione, quello di pensare a contrastare il cambiamento climatico, a manutentare il territorio e soprattutto ad accrescere la competitività delle imprese e soprattutto la qualità dei nostri prodotti, che sono meravigliosi ma a volte manca il marchio, quindi in tema di rintracciabilità delle produzioni dobbiamo fare molto e abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Oggi racconteremo la sintesi e l'epilogo
di questo progetto Erasmus, che ha avuto molto successo perché ha coinvolto da sempre i giovani europei, dei pochi programmi di iniziativa comunitaria, che ha fatto sentire i giovani cittadini d'Europa. Nello specifico il nostro progetto, che era sulla comunicazione e sulla cultura del gusto, ha una doppia valenza. L'output del progetto è un manuale per insegnare a comunicare il gusto, aiuta a creare delle professionalità innovative che sono molto necessarie per far sì che sia la proposta di vendita di prodotti enogastronomici tipici locali, sia le professionalità all'interno del settore del turismo abbiano quelle capacità professionali che contribuiscano a fare progredire la nostra terra e a creare sviluppo, attraendo turismo e riuscendo a convincere della qualità dei nostri prodotti, quindi per l'export di questi prodotti. L'allenatore della Fortitudo Basket Agrigento, Davis Cagnardi, ha scelto di rescindere il contratto. La società lo ringrazia per l'impegno profuso. Cagnardi afferma: ringrazio la famiglia Moncada per avermi dato la possibilità di cogliere questa opportunità. È stato tutto molto rapido in virtù della situazione che si era creata. Ringrazio Christian Maier per l'appoggio che non mi ha mai fatto mancare. Abbraccio il mio staff che tanto duramente ha lavorato per assecondare ogni mia richiesta e saluto la società in tutte le sue componenti. Infine, ma non meno importante, il mio pensiero è per tutti i tifosi ai quali chiedo di essere sempre caldi e presenti come hanno dimostrato di essere in questa stagione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.